Presentato a Palermo dal professor Alessandro Tedesco il suo libro Il viaggio di Mukhtar, edizione Maltemi, presso la Feltrinelli di Palermo. Il professore, che collabora da anni con le strutture di accoglienza nel territorio agrigentino gestite dall'Associazione Culturale Aquarinto di Agrigento, ha realizzato questo lavoro raccontando delle vite dei suoi allievi e della sua esperienza da insegnante di frontiera. Ci ha invitato oggi a raccontare, a presentare questo libro, il suo viaggio di Mukhtar, e colpisce, in un tempo come questo, colpisce l'epigrafe, come se nel mondo non ci fossero posti in cui andarsi a rifugiare, solo posti da cui scappare. E ce ne sono di nuovi adesso posti da cui scappare. Parliamo nel libro di Alessandro mentre si dispiega un'altra grande tragedia e altre fughe. Ora, io sono in buona compagnia. Il mio punto di vista è un punto di vista assolutamente, come dire, di parte, perché sono un marinaio, non sono non conosco neanche a fondo la legislazione che riguarda e riguardava soprattutto il sistema di accoglienza, così come non conosco aspetti che riguardano la qualità della nostra accoglienza. Quindi naturalmente saranno Alessandro, l'autore del libro, ma poi il professoressa Arcuri e il professor Schivello a dire cose che io mi appresto ad ascoltare con attenzione. Quello che cercherò di fare in apertura e velocemente è offrire il mio punto di vista su una vicenda che nasce in mare. Le questioni, le storie che Alessandro ha raccontato, e vorrei dire anche come, le storie che lui ha raccontato sono storie che nascono in mare, come se lì ci fosse una rinascita, una nuova vita